Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati. Commentiamo subito una partita giocata al secondo turno della FIDE World Cup 2021. Di che stiamo parlando? La FIDE World Cup, probabilmente il torneo più importante del 2021, una sorta di campionato del mondo a eliminazione diretta. Infatti ci sono 128 giocatori al via, tra cui l'attuale campione del mondo Magnus Carlsen, Fabiano Caruana e molti altri. Quindi tutti i professionisti un po' da qualsiasi parte del mondo, con la differenza che si gioca chiaramente dal vivo a Sochi, quindi in Russia, in un torneo a eliminazione diretta, una partita da bianco e una partita da nero. In caso di parità, spareggi rapid e chi vince passa il turno. Questo qui è il secondo turno, che vede di fronte il grande maestro indiano Adiban contro il grande maestro dal Paraguay Delgado Ramirez. Entrambi sono giocatori con 2600 e più punti, quindi è un incontro abbastanza equilibrato. La partita inizia così: il bianco gioca d4, il nero risponde con cavallo f6 e dopo c4 e 6 siamo nel pieno della posizione principale dell'apertura nimzo-indiana. Chiaramente qui il bianco può giocare diverse mosse a disposizione, però per giocare la posizione principale della nimzo-indiana il bianco gioca cavallo c3. Sin da subito le intenzioni del bianco, che gioca questa sequenza di mosse, sono chiare. Infatti anche questa freccia gialla che ho colorato evidenzia l'intenzione del bianco. Il bianco vuole cercare di portare un pedone qui al centro in e4 per conquistare spazio, e allora si inizia a giocare una sequenza di mosse abbastanza logiche per impedire che il bianco riesca a fare questa spinta. Dunque alfiere b4 inchioda il cavallo e quindi neutralizza la spinta in e4, dopo la quale il nero semplicemente cattura ed è soddisfatto del pedone in più. Il bianco qui gioca, qui si possono giocare veramente tante mosse: donna c2, donna b3, a3, cavallo f3, g3, ok, un po' tutto, ma decide di giocare f3. Solitamente quando il bianco minaccia la spinta in e4, il nero riconosce che non è più in grado di impedirla, non deve far altro che cercare di creare delle rotture al centro, quindi deve cercare di prendere l'iniziativa verso il centro della scacchiera in modo rapido, immediato, ma soprattutto concreto, e per farlo esistono tante possibilità. La più curiosa probabilmente è questa, b5. Il b5 è chiaramente un gambetto, perché questo pedone è catturabile immediatamente dal pedone c4, ma ha l'intenzione di creare un gioco squilibrato. Probabilmente dopo b5 il bianco cattura, il nero gioca a6, offre un nuovo pedone, e qui si rientra verso linee e verso schemi simili al gambetto bianco. Un'alternativa potrebbe anche essere c5. L'idea, così come dicevo prima, bisogna cercare di lottare e giocare rapidamente verso il centro della scacchiera, quindi c5 effettivamente controlla questa casa di 4 e quindi crea nuovamente problemi. L'altra mossa, che poi è stata quella giocata in partita, è la semplice d5. d5 aumenta il controllo su e4, chiaramente impedisce al bianco di realizzare questa spinta. A questo punto il bianco decide di giocare a 3. A3 è la tipica mossa che magari per chi si avvicina al gioco degli scacchi chiederà: che cosa serve questa mossa a 3? Si dice che il pedone laterale spesso interroghi un alfiere che inchioda un cavallo. Ok, che vuol dire interrogare l'alfiere? Adesso qualsiasi cosa accada, e dopo questa spinta l'alfiere di case nere dovrà decidere cosa fare, quindi o ritirarsi indietro oppure catturare. In questa posizione il bianco ha risolto già gran parte dei suoi problemi, perché il nero ha deciso di catturare, quindi riprendiamo, e a questo punto il bianco può già impostare la sua strategia. Chiaramente è vero che il nero ha dato la coppia degli alfieri, ha dato il suo fortissimo alfiere di case nere, però a cambio ha ottenuto una struttura pedonale migliore, e cosa molto importante, ha fatto perdere una mossa all'avversario con questa spinta del pedone a 3. Cosa accade adesso? È chiaro che la mossa ideale sarebbe per il bianco posizionare un alfiere lì in a3, controllare tutta la diagonale nera, soprattutto cercare di non far arroccare il re dell'avversario. A quel punto diciamo sarebbe tutto molto più facile. Dopo la cattura in a3, dopo la cattura in c3 il bianco chiaramente riprende. A questo punto il nero decide di giocare a c6. c6 è una mossa a doppio taglio, perché per certi versi a volte si vuole catturare in c4 per sostenerlo con b5, e per altri versi chiaramente si vuole cercare di
liberare la propria donna, portare la regina in attacco proprio lì contro la debolezza C3, contro quel pedone doppiato. Il bianco qui non si tira indietro, i giocatori indiani dovete sapere che sono dei giocatori molto, molto tattici, quindi qui senza tirarsi indietro gioca immediatamente E4. E4 si va proprio verso un gioco molto complesso perché chiaramente dopo la cattura che la mossa effettuata in partita il bianco riprende e come ci accorgiamo questo pedone non è difeso da nessuno. Cosa potrebbe accadere in caso di cattura? Vi dico subito che non è stato catturato. In caso di cattura questo cavallo non è difeso, è un tema di attacco abbastanza tipico per il bianco, è spesso quello di portare una donna in G4 attaccando il pezzo lì al centro che non è difeso, ma l'idea reale è attaccare il G7. G7 è un pedone importantissimo sia perché è il pedone della Rocco corto potenzialmente possibile e giocabile da parte del nero, e sia perché è un pedone che si trova su casa nera. Infatti adesso, come vedete, io catturo G7, questa torre è sotto attacco, si sposta e magicamente arriva subito un attacco sulle case nere che porterà un vantaggio materiale, perché adesso questa torre è in trappola, possiamo difenderla, certamente, però dopo la cattura avremo semplicemente una qualità di vantaggio. Poi c'è anche da dire che qui il bianco magari può posticipare questa cattura nel mentre mangia pedoni, quindi questa posizione sarebbe assolutamente favorevole al bianco. Allora vuol dire che questo pedone indirettamente è difeso, infatti in partita non è stato catturato, ma è stata giocata E5. E5 è una mossa molto affascinante. Qual è l'idea? L'idea è che in caso di cattura il bianco giocherà questa posizione, quindi cambiate le donne, ma si ritrova con una coppia di pedoni doppiati sulla colonna C e una coppia di pedoni doppiati sulla colonna E. Qui il nero semplicemente potrebbe giocare cavallo G4 con doppia minaccia. Occhio, abbiamo uno scacco doppio linea F2 che porterà in vantaggio materiale, ma l'idea un po' più semplice è quella di riprendere il pedone in E5. Questa è una posizione dal punto di vista strategico, la definirei disastrosa per il bianco, quindi qui il nero è più che soddisfatto. Dopo E5 è stata giocata cavallo F3, portando un altro pezzo verso il centro, chiaramente cercando di fare il proprio compitino, quindi prima o poi bisogna cercare di mettere il proprio re al sicuro, e quindi cavallo F3 aiuta in questo. Donna 5 sulla scacchiera, vogliamo mangiare un pedone, ma in realtà l'altra idea è anche quella di catturare in D4 obbligando a una cattura di pezzo, quindi alfiere D2 sulla scacchiera. Il nero a questo punto, dopo una lunga riflessione, ha giocato la cattura del pedone centrale. E la cattura del pedone centrale adesso la possiamo interpretare come un vantaggio materiale, perché se prima abbiamo detto il bianco avrà quel controgioco con donna G4, come vedete qui questo controgioco non esiste, e quindi dato che il cavallo lì al centro un pezzo non difeso, il bianco ha deciso di attaccarlo con l'alfiere, quindi accelerando lo sviluppo. L'interpretazione è corretta, io do un pedone, devo cercare di attaccare, alfiere D3 accelera lo sviluppo, riesce in questo, e il nero cattura con il cavallo l'alfiere avversario, dunque donna D2 sulla scacchiera. A questo punto avviene un cambio in D4, cercando di semplificare ulteriormente la posizione. Sarebbe assolutamente sbagliata chiaramente la ricattura col pedone, perché permetterebbe il cambio delle donne e il bianco lì sarebbe più che soddisfatto, o meglio il nero sarebbe più che soddisfatto dalla posizione raggiunta, perché avrebbe un pedone in più, iniziativa e un più facile sviluppo verso il centro. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. La partita continua a Rocco corto. Adesso è veramente fantastico vedere come il bianco giustifica i pedoni sacrificati. Il nero decide quindi di arroccare, di mettere al sicuro, non correre troppi rischi, ma in realtà, tra virgolette, è già tardi. Dicevo prima, la premessa era i giocatori indiani sono dei giocatori veramente tattici, lavorano tantissimo sulla tattica, e la scuola indiana è considerata una delle scuole scacchistiche, diciamo, più complesse, perché comunque sia chi riesce a emergere dal circuito degli scacchi indiani è sempre un giocatore molto tattico, dinamico. Adiban è famoso per questo suo gioco creativo, come lui molti altri, ad esempio Vidit e Anand e così via. A questo punto vediamo la posizione, facciamo una fotografia, analizziamo i pro e contro della posizione. Il bianco ha dei pedoni in meno e quindi le semplificazioni non gli andranno mai bene.
Quali sono i vantaggi del bianco? Il bianco si ritrova con un alfiere che punta l'arrocco avversario, una torre che dopo l'arrocco anche lei punta l'arrocco avversario, e manca qualcosa. Infatti in questa posizione viene giocata cavallo G5, che chiaramente cerca di coordinare i pezzi contro H7 ma anche contro F7. Quindi questo cavallo di fatto in G5 si coordina sia con l'alfiere ma anche con la torre. Adesso il gioco potrebbe proseguire in tanti modi, e così come vi dicevo prima è chiaramente un gioco complesso. Ad esempio dopo G6, per quanto la posizione sia curiosa e strana, vi dico che tra le tante possibilità del bianco ci potrebbe essere anche un possibile sacrificio in F7. Io mangio l'F7, lui mi ricattura, io riprendo, lui si sposta, interviene la torre, dopo interviene la donna, e qui è molto difficile da difendere. In caso di alfiere F5 probabilmente G4, mantenendo una forte iniziativa. Quindi già queste sono posizioni che darebbero al bianco un gioco creativo, dinamico, e probabilmente quel re del nero sarebbe rimasto lì da solo senza alcuna difesa. In partita, dopo cavallo G5, è stata giocata F5. F5 risolve un po' tutti i problemi del nero, chiude la diagonale e, cosa importante, chiude anche la torre, non facendo coordinare i pezzi su F7. Lunga pensata per il bianco, che trova una mossa fantastica. L'idea è cercare di coordinare questo cavallo o con la donna o con l'alfiere lungo questa diagonale. Quindi vi invito magari a mettere in pausa il video e cercare di rispondere a questa domanda: come potrebbe in questo momento il bianco coordinare donna alfiere sulla diagonale A2 G8 insieme al cavallo? Non so se avete messo in pausa il video, la risposta è una soltanto ed è molto bella, ed è G5. G5 sacrifica un pedone con l'idea di giocare donna 2 e lì da lontano la donna si coordina insieme al cavallo. Guardate che bella, perché in caso in cui il nero decidesse di catturare, donna 2 scacco, e se donna D5 chiaramente alfiere C4, il giocatore con il bianco è più che soddisfatto, guadagna la donna, dà la mano all'avversario che probabilmente si sarà già arreso. E in caso di re H8 la semplice cavallo F7 costringe il nero a dare la qualità, perché su re G8 c'è il tipico matto affogato molto bello che tutti dovreste conoscere, in cui il sacrificio di donna porta a questa posizione. Il cavallo dà scacco matto al re lì all'angolo, nonostante il nero sia in grande vantaggio materiale. Quindi, tornando alla posizione della partita, C5 è stata giocata, re H8 per evitare lo scacco, e a questo punto donna in 2. L'azione e l'attacco si sposta anche sulla colonna H. Cavallo D7 e a questo punto cavallo per H7. Cavallo per H7 è un'altra mossa, diciamo, che esce da questo cilindro magico di Adipan, del grande maestro indiano che sta conducendo i pezzi bianchi. E la partita continua. Cavallo per H7, questo cavallo è intoccabile perché in caso di re per, scacco di donna, il re si sposta, scacco di alfiere, ti obbligo a difendere con la torre, però il matto è a seguire. Donna cattura torre, il re si sposta, donna matto. Cavallo per H7 è un tipico sacrificio che si verifica contro l'arrocco corto avversario. D per C3 è giocata in partita e a questo punto donna H5. Donna H5, donna per scacco, il re si sposta e re G8 per evitare scoperte. Il bianco potrebbe catturare la qualità e il nero è ben disposto anzi a semplificare, e in fondo ha catturato dei pedoni, quindi alla fine sarebbe una qualità, cioè un cavallo per una torre, però abbiamo dei pedoni a disposizione per il nero. Il bianco non è d'accordo, il bianco vuole cercare di giocare per il matto e quindi gioca alfiere per F5. Alfiere per F5 è molto furba, perché in caso di una mossa come non so, cavallo F6, semplicemente potrebbe arrivare anche lo scacco, sfruttando il fatto che la donna non sia difesa, e quindi dopo donna D5 per difendere la donna è stata giocata cavallo G5, cercando appunto di creare questo ingresso, donna lì in H7 scacco matto, cavallo F6 difende tutto, ma adesso la chiusura è veramente bella, perché cavallo F6 non impedisce donna H7. Dopo donna H7 il nero si è arreso, perché il seguito sarebbe il cavallo cattura la donna, l'alfiere cattura il cavallo, scacco al re, il re si sposta, a questo punto torre per torre, scacco
a re nuovamente. Non è scacco matto perché ancora la donna potrebbe entrare in difesa, ma dopo la cattura questa qui sarebbe la posizione che si sarebbe verificata in partita. Quindi splendida partita di attacco da parte del bianco, la rivediamo. Quindi Adiban, grande maestro indiano con 2660 punti, contro Delgado Ramirez, grande maestro del Paraguay, con 2620. Nimzo indiana, in cui il bianco ha deciso di giocare la variante con F3, cercando di conquistare rapidamente il centro. A questo punto A3, dicevo prima, è un buon compromesso. È vero che prende l'alfiere avversario, però il nero è soddisfatto del fatto di aver rovinato la struttura pedonale avversaria. E4 sulla scacchiera, cattura del pedone, e a questo punto E5 da parte del nero. Cavallo F3 giocata, donna 5 mossa abbastanza logica. Forse qui era un po' meglio giocare cavallo D7 o comunque cercare di risolvere i problemi con il proprio re. Dopo donna 5 alfiere D2, sul cavallo per E4 inizia la serie di sacrifici di pedone da parte di Adiban. E quindi cavallo per D2, donna per D2, sul pedone per D4 non mangio nulla da bianco, ma semplicemente mi limito ad arroccare. Chiaramente adesso qui il vantaggio di sviluppo è tale che i pedoni passano in secondo piano. Arrocco corto, cavallo G5 minacciando il punto H7 ed F5 difende tutto. Così sembra, perché poi dopo C5 arriverà un fortissimo attacco sulle case bianche che porta appunto a questo tematico sacrificio di cavallo lì in H7. Cavallo per H7, il cavallo è intoccabile, e quindi dopo pedone per C3, donna H5, scacco a re si sposta, e adesso si va verso un gioco molto, molto bello e complesso e dinamico. Infatti dicevo prima, i giocatori indiani sono molto forti nel gioco tattico dinamico, ed effettivamente questa partita lo dimostra. E sul cavallo F6 qui sarebbe da fare un quiz, e qual è la mossa migliore, la mossa più forte che permette al bianco di vincere, è una soltanto del donna H7. E dopo donna H7 il bianco vinse, perché il nero chiaramente ha riconosciuto la splendida partita avversaria e dunque ha abbandonato. Spero che questa partita e questa spiegazione vi sia piaciuta. A me la partita è piaciuta tantissimo e l'ho scelta e l'ho riproposta proprio per questo. E vi invito a commentarla e comunque a scrivere dei feedback, magari possiamo ancora migliorare queste registrazioni, questi video. Appuntamento alla prossima, e non dimenticate di seguire i socials di Matto Scacco. Ciao a tutti, appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!